Ma la produzione del vino della tradizione l'ho conosciuta da sempre, anche a casa di mio padre e anche di mio nonno. La cantina, con i crismi di una cantina, è nata verso il 2000 per una scelta di vita e di lavoro che aveva fatto mio figlio. Io ho accompagnato quest'input e non mi è sembrato vero che si fosse creata nella mia famiglia, per certi aspetti, una continuità e di una salvaguardia di una identità culturale e di un'identità economica che si lega al territorio, che si lega al mio paese e che si lega alla bellezza della natura. Ma ce lo dice l'ambiente, ce lo dice la terra, i potenziali che sono nella nostra terra, e la ricchezza di risorse, soprattutto delle produzioni agroalimentari, dove si raggiungono obiettivi e qualità di primissimo livello, che però vanno accompagnati da una conoscenza e di un saper seguire i tempi che cambiano. Siamo passati da un'economia di autoconsumo, dove ogni famiglia si produceva quello che consumava, violentemente quasi, siamo passati ad un'economia di mercato che oggi è gestita e condotta dalle multinazionali. Quindi fare questo passaggio è stata una cosa violenta. La gente comune, la gente che non ha queste capacità di percepire i tempi che cambiano, gli è sfuggito tutto di mano e quindi c'è stata quasi una fuga ed è subentrato lo scoraggiamento e il fatalismo, che sono stati sostenuti da una cosa, secondo me, che ha ferito l'uomo da un punto di vista profondamente antropologico. Abbiamo distrutto l'uomo, gli abbiamo tolto la capacità di pensare e spento lo spirito creativo. E quando si spegne questo, si spegne l'imprenditoria, si spegne una classe dirigente capace di gestire i territori, capace di gestire i beni. Un'idea fissa che ho preso da quando ero ancora molto giovane è quella di perseguire la valorizzazione del prodotto che faccio. Io non posso accettare di mettere in mano ad altri il prodotto mio per valorizzarlo agli altri, per commercializzarlo agli altri. Devo trovare le strade, il modo per conoscerlo, valorizzarlo io e commercializzarlo io. Devo trovare le strade per organizzarmi a proposito e so che devo partire dalle mie capacità professionali prima di tutto e convincermi che il legame forte tra potenzialità che sono nella natura e potenzialità che sono nelle mie risorse umane devono riavvicinarsi e legarsi di nuovo in maniera moderna, in maniera competitiva. E io non devo aver paura né del mercato americano, né del mercato cinese, né del mercato di nessuno. Io ho le risorse per poter salvaguardare la mia identità e la mia ricchezza e non rifiutarmi. Io mi rifiuto di essere assistito e oggi abbiamo in generale un'agricoltura assistita. Questo ha fatto sì che la mente dell'uomo si è spenta la sua fantasia, la sua creatività.